In questo nostro video andremo a nord del Friuli Venezia Giulia, a Cercivento, in lingua friulana Cercevent. A circa 600 metri di altitudine, il paese conta circa 600 abitanti e si trova incastonato nella valle del But, abbracciato dalle verdi alture delle Alpi Carniche. Siamo infatti nel cuore della Carnia, una zona montuosa tanto cara ai friulani in estate, ma soprattutto d'inverno, dove è possibile sciare a 1700 metri di quota sulle piste del vicino Monte Zoncolan. Il paese, diviso in 3 parti, custodisce case del XVII secolo, ma anche tesori più recenti, e noi vogliamo vederli tutti. Parcheggiato il camper, ci incamminiamo verso la chiesa. Con la costante vista del campanile non ci si può sbagliare. La pieve di San Martino, ristrutturata dopo il terremoto del 1976, ci offre subito la vista di un mosaico. Parte di un progetto iniziato nel 2011 intitolato Una Bibbia a cielo aperto. Oggi siamo arrivati a Cercivento. È un piccolo paese della Carnia friulana. Hanno avuto una meravigliosa idea di arricchire le case e le vie del paese con dei mosaici o dei dipinti. Tutto il paese è diviso in zone e quindi abbiamo questa zona azzurra che è stata intitolata la Via di Maria. Abbiamo questa zona gialla con la via della storia della salvezza e infine c'è questa rossa che è la via della misericordia. Il progetto, voluto dal parroco del paese, è partito dalla piazza antistante la chiesa, dove sono stati realizzati i primi mosaici ispirati a brani della Bibbia del Vangelo. Ed ecco la Pentecoste, la Resurrezione, la Passione volontaria e l'Annunciazione. Le parole, tratte dalle Sacre Scritture, vengono rappresentate in questi mosaici multicolori realizzati dalla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo. Ogni frase è stata scritta in italiano e in friulano, la lingua locale che identifica questa terra. La piazza è stata resa ancora più accogliente con panchine e dipinti che la arricchiscono. Ma il progetto non ha interessato solo la chiesa, ma l'intera comunità di Cercivento. Ed è così che gli abitanti hanno permesso la realizzazione di dipinti, mosaici o applicazioni fotoceramiche direttamente sulle facciate delle loro case. Non ci resta che scoprirli tutti. A Cercivento di sopra, sulla Via della Fede, anche una torretta per l'energia elettrica è stata abbellita da un mosaico, realizzato dal Centro Aletti di Roma, per volere dell'imprenditore carnico Mario Gollino. Notiamo che le case del paese, dopo il terremoto, sono state ben restaurate, mantenendo lo stile della tradizione friulana e abbellite da balconi fioriti, oltre che da dipinti che ricordano la tradizione cristiana. Ed è divertente scoprirli tutti mentre si passeggia seguendo la mappa. Arrivati alla Via di Maria, le opere d'arte sono state dedicate alla Vergine Maria, rappresentando gli episodi più significativi della sua vita. Ma è davanti alla copia del Giudizio universale di Michelangelo Buonarroti che rimaniamo senza parole. Centinaia di piastrelle colorate compongono il famoso affresco della Cappella Sistina
e l'effetto in questa minuscola piazzetta è davvero sorprendente. La frase "ho avuto fame ed ero straniero" non è mai stata così attuale in questo territorio così accogliente. Lasciamo la piazzetta e continuiamo la ricerca di altri tesori nascosti. E durante la passeggiata ci sorprendiamo a perderci tra i vicoli, fino a trovare la rappresentazione delle nozze di Cana. Ma anche alcune meridiane esposte al caldo sole estivo. In mezzo al paese, tra case storiche, troviamo Casa Tiridin, una tipica casa colonica carnica con archi e loggioni del 1634, appartenuta ad un mercante di stoffe. Le case degli abitanti di Cercivento sono immerse nella natura. Quasi tutte hanno un orto o un frutteto, oltre che giardini con fiori multicolori. E su questa facciata un altro mosaico rappresenta la creazione del mondo, copia di un affresco del 1300 che si trova a Padova. Un insolito cartello invita le auto a rallentare, perché in questo paese i bambini giocano ancora per strada, come si faceva un tempo. Segno di una comunità che dimostra attenzione verso i piccoli, ma esorta gli adulti a rallentare, non solo le auto, ma anche la frenesia delle proprie vite. Ma ecco che all'improvviso riconosciamo un dipinto di Michelangelo Merisi detto Caravaggio. La vocazione di San Matteo è realizzato su piastrelle stampate. Qui l'arte e la religione si fondono in perfetta armonia. Anche altre case sono state decorate con copie di famose opere d'arte, come ad esempio di Giambattista Tiepolo, Rembrandt e altri. Tutto ciò che abbiamo visto è iniziato da un'intuizione del parroco Don Henry della Pietra, che ha visto qualcosa di grande dove c'erano solo muri spogli. Ma i veri custodi di tutto sono gli abitanti di Cercivento, che hanno permesso la trasformazione del paese in un capolavoro di arte, fede e accoglienza.